tutti, benvenuti, grazie di essere qui in questa complicata giornata veneziana. Siamo qui, come sapete, per la presentazione del premio Segafredo Zanetti, un libro, un film. È un po' una tradizione ormai presentarlo qui al Lido di Venezia. Con noi oggi a parlarne vi presento, la conoscerete, la direttrice e fondatrice del Festival del Viaggiatore e del premio Emanuela Cananzi. Con noi anche la responsabile dello scouting editoriale per Lux Vide, Maria Francesca Gagliardi, grazie di essere qui, e la giornalista di My Movies Paola Casella, che è anche parte della giuria critica del premio. Prima di darvi la parola, mi dicono che c'è un video che vorremmo farvi vedere. Ogni vita è un viaggio, abbiamo visto una carrellata di volti che hanno viaggiato attraverso il festival in questi anni. Ti va, Emanuele, intanto per introdurci un po' il contesto del premio, raccontarci che cos'è, cosa abbiamo appena visto?
Sì, noi per raccontare il festival affidiamo questo compito principalmente alle immagini, perché il Festival del Viaggiatore è un festival per viaggiatori e dedicato ai viaggiatori, ed è un festival di luoghi oltre che di volti, perché uno dei nostri obiettivi, gli obiettivi del festival, è proprio quello di raccontare i territori e di dar voce un po' a tutti, e i luoghi non sono soltanto delle cornici, ma hanno un ruolo importante. Il viaggio per noi è una metafora, che il viaggio è una delle più antiche metafore in assoluto, e il nostro slogan è ogni vita un viaggio, perché ognuno di noi ha qualcosa da raccontare, perché siamo tutti viaggiatori, e questo è un po' lo spirito del festival, l'idea di creare dei caravanserragli, dei luoghi di incontro in cui nessuno è più importante di altri, dove non ci sono barriere, dove non ci sono palcoscenici, ma dove ognuno può raccontare qualcosa, inserendosi in una direzione tematica, in un flusso però assolutamente armonizzato. Quindi tutti i viaggiatori che noi chiamiamo, i nostri ospiti che sono i viaggiatori, gli incontri naturalmente si chiamano viaggi, si trovano intorno ad una tematica, si allineano. Quindi abbiamo il regista piuttosto che lo scrittore, che l'archeologo, che lo scienziato, che il medico, che il fumettista, proprio per raccontare la realtà con sguardi diversi, da angolazioni diverse. Questo è il festival, e questo elemento, che non è solo un elemento culturale ma è un elemento umano, è l'umanità che viene calata all'interno di contesti paesaggistici eccezionali. Io soprattutto da quest'anno ho iniziato a chiamare e a comunicare questo festival come un festival che mette in rete luoghi, non comuni, non me ne voglia l'assessore, che ringrazio di essere venuta, l'assessore alla cultura del comune di Bassano del Grappa, Giovannella Cabion, e la dottoressa Tessarollo, che è il presidente della commissione cultura del comune di Bassano. Una rete di luoghi, perché dobbiamo imparare a comunicare a tutti i livelli, anche i luoghi. Facciamo parte di un territorio, ma il territorio non deve avere confini, perché la bellezza non ha confini, il racconto non ha confini, l'esperienza da trasmettere e sulla quale confrontarci non deve avere dei limiti. Quindi questo è un festival di storie, di racconti, di esperienze e di luoghi, e sono luoghi bellissimi, perché non abbiamo soltanto luoghi poco conosciuti, ma abbiamo anche luoghi molto importanti. Abbiamo la Gipsoteca del Canova, la Villa Palladiana di Maser, ma abbiamo anche la casa di Leonora Duse, la villa di Freya Stark, una delle più grandi viaggiatrici. Abbiamo quest'anno, e ringrazio per essere venuta anche una rappresentanza della famiglia Luca, che ci mette a disposizione uno spazio bellissimo a Bassano del Grappa, che è Villa Cairizzo. Ecco, quindi l'idea di offrire agli ospiti, agli spettatori, non soltanto storie da ascoltare, da condividere, ma anche la possibilità di vivere dei luoghi che spesso non sono aperti. Ecco, per noi questa è una grande opportunità. Contesto festival. Qui dentro abbiamo il premio. Ed è bellissimo, perché tu prima parlavi di mettere in rete, ed è un premio che fa proprio quello che vuole il festival, perché da un lato mette in rete, fa da ponte fra il mondo di chi fa i libri e il mondo di chi fa il cinema e la TV. E poi comunque è un viaggio, perché cioè che cosa meglio del libro, no? È in sé un viaggio. Il premio è nato nel 2016, è nato giusto? nel 2015, è nato insieme al festival, sono fratelli. Sono fratelli, ed è un premio molto interessante, perché è il primo premio che di fatto premia la narrativa per il cinema e per la televisione, il primo premio in Italia. È un premio che ha un criterio, diciamo, di selezione dei suoi testi molto particolare, perché, correggimi se sbaglio, le indicazioni dei libri arrivano da un circuito di una ventina di librerie indipendenti in Italia, qualcuna anche all'estero, che fanno delle proposte, e poi un comitato scientifico seleziona la cinquina. E poi ci sono le giurie, c'è la giuria tecnica, che è quella composta da chi fa il cinema, quindi produttori, sceneggiatori, autori, la giuria popolare, e una giuria di critici, di giornalisti e di lettori specializzati. Paola, tu sei una di loro, a te faccio la domanda più difficile di tutte, che è di fatto quando leggi i libri che arrivano in cinquina, che cosa vai a cercare dentro quei libri? Che cosa ti fa pensare che siano dei libri giusti per diventare serie o cinema? Perché di fatto sono due premi diversi che vengono assegnati, no?
Allora, questo è il secondo anno. Mi scuso innanzitutto per gli occhiali, ma ho un problema proprio di irritazione agli occhi, per cui li tengo il più possibile, scusatemi. È molto delicato come tema quello di scegliere dei romanzi che possano diventare film o serie televisive, perché ci sono delle esigenze proprio strutturali che sono diverse. Quando un romanzo è scritto molto bene, ma magari divaga o è tutto all'interno della mente di un personaggio, è molto più difficile trasformarlo in un film o in una serie. Quando invece la struttura narrativa è molto forte, ben articolata e ci sono dei personaggi particolarmente interessanti, allora lì la cosa si presta di più. Quindi in questa selezione, tra l'altro la selezione che è arrivata a noi è bellissima, per cui il lavoro che è stato fatto a monte è veramente notevole. Si tratta di 5 titoli che io non vi annuncerò, ma saranno annunciati dopo, che io sto divorando, perché devo riuscire a capire quale di questi, insieme a naturalmente gli altri componenti della giuria, quale di questi si presterà meglio a ricevere i 2 premi, quello per la serie televisiva e quello per l'adattamento cinematografico. Dicevo, è il secondo anno che ho questo piacere, questo onore, anzi grazie Emanuela. Grazie a te. E quindi mi fa molto piacere poter veramente fare questa piccola selezione che determina il vincitore, anche perché in passato la tradizione di questo premio è che alcuni dei titoli che sono stati scelti sono poi effettivamente diventati film o serie di successo. Quindi è per me un grandissimo piacere e spero di riuscire, insieme agli altri componenti della giuria, a trovare quelle 2 perle rare che meriteranno il premio. Tra i titoli, per esempio, che sono usciti da libri selezionati, anzi vincitori del premio, c'è per esempio anche la serie Netflix che vedrete a breve, Tutto chiede salvezza? Sì, esce ad ottobre, ed è un libro di Daniele Mencarelli che ha vinto nel 2020, se non ricordo male. E infatti durante la serata di premiazione ci sarà anche l'autore, che è anche sceneggiatore, Daniele Mencarelli, oltre a far parte del comitato scientifico di selezione dei libri, sarà presente appunto, e per noi è una gioia, perché veramente è una vittoria per tutti. Sono tanti altri anche i film, La tenerezza di Amelio, per esempio L'Arminuta, se non sbaglio. Maria Francesca, tu fai un lavoro bellissimo, lo scouting editoriale. Tu lavori per Lux Vide, abbiamo detto prima, però hai cominciato nell'editoria, quindi di fatto sei davvero un ponte. Ti va di dirci un po' in cosa consiste il tuo lavoro e anche te in che modo selezioni, annusi, scopri i talenti? Non puoi dirci i tuoi segreti, però aiutarci a capire, no? In che direzione. Sì, grazie. Sì, io attualmente faccio scouting editoriale soprattutto per la Lux Vide, però c'è questa concomitanza, diciamo, storica, biografica in qualche modo con il premio e con il festival, che ci ha molto stupita. Insomma, la mia attività di scout editoriale inizia in realtà 10 anni fa, quindi sono esattamente 10 anni, e l'avevo presentata qui a Venezia per la prima volta anch'io alle giornate degli autori, perché è partita proprio, sì, io ero in parte sono ancora un editor letteraria e quindi la mia formazione è tutta editoriale. E a un certo punto creo una mia realtà di scouting editoriale, lavoro per diverse case di produzione e poi appunto negli ultimi anni per Lux Vide. In realtà la connessione, per quanto siano 2 mondi estremamente diversi, quello che appunto da subito ho fatto è fare e sentirmi ponte di questi 2 mondi, perché anche quello è un viaggio, è un passaggio tra una storia, una scrittura e un'altra storia, un'altra scrittura, e in questo viaggio c'è tutto un lavoro di mezzo che è esattamente lo scouting editoriale, quindi anche il mio lavoro è un viaggio, non solo la vita. E devo dirti che è un lavoro meraviglioso, è vero, e tecnicamente in realtà lo si fa in un modo solo
nel senso che ci deve essere sicuramente una sinergia, un'empatia tra te, il testo, la storia e la possibilità che questa diventi qualcos'altro. E partendo da questo, che è veramente l'assunto di base, cioè c'è sempre dietro qualsiasi lavoro, dietro qualsiasi cosa accada nella vita, una passione forte che ti deve spingere ad agire, perché altrimenti non si agisce. E infatti tutti i libri che io ho venduto poi alle produzioni con cui lavoravo e anche alla Lux Vide sono stati venduti, comprati, e si è fatto un lavoro proprio perché io ricordo anche la forza e la passione con cui sono andata a dire: ecco, questo dobbiamo prenderlo. E questo ovviamente sta sopra, cioè sta dentro e sta sopra, cioè, ci sono tutta una serie di cose tecniche che sono state in parte dette, ma in realtà poi ognuno trova le sue, nel senso che ogni casa di produzione ovviamente ha delle ricerche specifiche in determinati periodi, delle richieste di come vuole evolvere la propria linea produttiva. Noi facciamo soprattutto serie TV e quindi insomma questo poi dipende anche da questo tipo di... Posso chiederti qual è il valore aggiunto per una casa di produzione, per un produttore nel lavorare sul testo di un autore, nel lavorare sulla narrativa? Che cosa gli dà? Perché cercano nei libri? Allora, nei libri devo dire, ecco, questa è una cosa che non ci siamo inventate nessuno di noi, nel senso che lo si faceva, no? Pasolini e anche prima, insomma, e quindi si è sempre cercato, perché sono storie, cioè sono storie compiute, sono storie autoriali, quindi tutto il lavoro è come un sacco di Babbo Natale, tu hai già tutti i doni per poi poter distribuire e fare tutta una serie di altre cose, però quello è. Allo stesso tempo ti permette sicuramente anche di aver avuto già, anche se a volte non è così quando compriamo i libri prima che escano, però un impatto con il pubblico, e quindi tu sai qual è magari il genere che interessa in quel momento. Una parte del lavoro è anche sicuramente studiare le classifiche, quelle reali, i dati di vendita, vedere che cosa c'è dietro, perché e come si muovono queste classifiche, perché poi sono come degli indici statistici e sono fondamentali, perché ci sono dei libri che magari partono male, poi a un certo punto vendono sempre un tot. Se tu fai delle analisi su questo ti rendi conto che, e in questo modo parli col lettore, perché capisci come il pubblico ha reagito a una storia intanto. Però questo è più, diciamo, un trip nostro, cioè un trip mio che faccio questo lavoro, no? Perché poi il lavoro vero è quello che spiegavo prima, cioè nel momento in cui comunque leggi la storia ti rendi conto di quello che ti serve, di quello che c'è, della forza enorme che un autore ha. E devo dire che è una cosa in cui sono d'accordo prima con quello che diceva, non ricordo, Paola prima, e in parte invece dissento, cioè il fatto che ci stanno molti libri, soprattutto i romanzi ovviamente, nella narrativa hai tante pagine e pagine di scritti su cose che al cinema si riducono in niente, no? Una volta a una conferenza Francesco Piccolo spiegava ai ragazzi proprio che tu puoi avere, in un romanzo puoi scrivere per pagine di una donna che sta seduta su un divano e ha freddo, banalmente al cinema si alza, prende una coperta, se la mette addosso e tu capisci che ha freddo, ok? Quindi è finita lì. Però quindi questo nel romanzo c'è, esiste, ed è bene che ci sia in tutti. Però esistono ovviamente la forza della caratterizzazione dei personaggi, anche l'idea e la forza di una storia che vanno oltre queste magari 1000 pagine in cui davvero ci metti tanto per dire una cosa che fai in un nanosecondo. E quindi insomma a livello strutturale poi c'è veramente un universo da dire, ci vorrebbe un corso universitario, però a grandi linee è questo. Ti ringrazio. Un aspetto molto interessante del premio, secondo me, è il lavoro che fa con le librerie. Io tra l'altro, avendo vissuto all'estero per qualche anno, so benissimo qual è l'importanza anche delle librerie italiane che sono fuori dal nostro paese, no? Perché sono davvero un aggancio forte con la tua realtà. Ma al di là di questo, ecco, ero curiosa di capire come le avete selezionate, cioè che caratteristiche deve avere una libreria per poter proporre al premio e perché? Allora, è quasi un lavoro porta a porta, che è difficilissimo da fare e naturalmente non lo possiamo fare solo noi, perché che caratteristiche deve avere? Deve essere principalmente un lettore e deve essere anche quella persona alla quale tu ti rivolgi quando entri in libreria per avere un suggerimento, per avere un consiglio,
per avere una trasmissione di informazioni che ti servono e che cercano per quanto possibile di andare incontro ai tuoi gusti, a quello che stai cercando. Ecco, quello che stiamo cercando, quello che il lettore cerca, quello che il lettore vorrebbe vedere al cinema. Un po' siamo partiti da qui, che è sempre lo spirito del Festival del Viaggiatore comunque, l'importanza del singolo, perché la massa è fatta di singoli, e quindi cercando di capire come facciamo umilmente a trovare un punto di confronto, di incontro tra chi il cinema lo va a guardare e chi il cinema lo deve produrre, lo deve proprio fare. E quindi appunto l'idea del premio è nata da qui. Come trovare le librerie indipendenti? Siamo partite da quelle che conoscevamo, è proprio una costruzione di una sorta di archivio, diciamo, negli anni. Poi ci affidiamo a persone che conosciamo, ad autori, a giornalisti, ad amici, semplicemente perché non posso conoscere le librerie indipendenti della Basilicata o quelle del Belgio, ok? È una rete che stiamo cercando di costruire per cercare di arrivare sempre di più alla figura di quel vecchio libraio che legge, consiglia, spolvera i libri. Un po' è questo, molte idee romantiche, però stiamo concretizzando. No, su questo, se posso, volevo dirti che infatti capisco il fatto che sia un lavoro porta a porta, ed è importante anche, diciamo, che lo facciate, perché in questo modo date, diciamo, fornite veramente un servizio, nel senso che sapere che in Italia ancora esistano librai indipendenti che hanno, cioè il libraio da cui veramente vai e chiedi, dici io in questo momento vorrei leggere questo tipo di cosa. Se entri in una libreria molto più grossa è molto difficile, ovviamente, questo, e il fatto che ancora esistano e che non siano poi così pochi, in realtà secondo me, ecco, questo a livello editoriale è un dato che credo sia consolante, anche davvero importante, perché in un mondo in cui le librerie chiudono per 1000 ragioni, insomma, sapere che esistano e che siano così attivi, secondo me questa è una parte anche molto da promuovere per loro proprio, cioè per la rete proprio distributiva e delle librerie. Volevo aggiungere soltanto una brevissima cosa sulla selezione dei libri. Quest'anno, e proprio per collegarmi a quello che diceva Emanuela su ciò che le persone vogliono vedere al cinema o in televisione e che le persone vogliono leggere, quest'anno dalla selezione sta emergendo un interesse molto alto verso la storia e l'identità italiana, e questa è una cosa che mi ha molto colpito e molto incuriosito anche proprio giornalisticamente, anche da critico, perché c'è veramente evidentemente una fame di fare un po' di ricerca identitaria su quello che siamo attraverso la nostra storia, quindi sarà difficile scegliere, anche perché scegliere uno vuol dire poi scartare gli altri, però poi il consiglio sarà su tutti e 5 i titoli. Adesso ci avviciniamo al momento in cui diremo questi titoli. Ho una curiosità, i titoli selezionati dal premio sono anche, cioè non è necessariamente solo il romanzo, perché per 2 volte, vado a memoria, il premio ha portato in cinquina anche una graphic novel. Ecco, quindi c'è una varietà anche di formati, e per voi che le dovete leggere e giudicare, è più difficile, è più facile, è uguale relazionarsi a una graphic novel, a un saggio? Bella domanda. Puoi pensarci intanto? Sì, no, non vorrei dimenticarmi di dire questa cosa, che il libro che ha vinto l'anno scorso, per noi è stata veramente una festa, che è il libro di Angelo Carotenuto, Le canaglie, pubblicato da Sellerio. Dopo 20 giorni i diritti sono stati acquisiti dalla Cinema 11, tra l'altro Olivia Musini del Cinema 11 fa parte, noi creiamo tante famiglie, ok? Fa parte quest'anno della giuria dei produttori. Speriamo di portar bene anche al vincitore di quest'anno a questo punto. Diciamo che siamo sulla buona strada. Abbiamo fiuto, hanno fiuto, avete fiuto, perché anche lei fa parte. Mi stavo tirando fuori, ma del premio della critica. Per questo ti chiedo, Paola, nel lavoro di selezione cambia dover giudicare un saggio, una graphic novel o un romanzo rispetto? Allora, secondo me fra saggio e romanzo no, non cambia molto. Sulla graphic novel sono d'accordo che è proprio un passo diverso, perché innanzitutto comprendere il valore di una graphic novel richiede una conoscenza delle graphic novel e della creazione artistica che non necessariamente possiamo avere. Però la graphic novel ha l'enorme vantaggio di essere interpretabile anche come uno storyboard,
cioè di essere già una sorta di storyboard di un possibile film a venire, per cui già da come sono disegnate le cose, già da come sono preparate le scenografie, diciamo, si può intuire quello che sarebbe il risultato sul grande schermo. Quindi in un certo senso sì, ci vuole una competenza particolare per valutare una graphic novel, ma dal punto di vista della possibilità di adattamento per un film o per una serie televisiva è anche un passo avanti, perché c'è il visual che fa, diciamo, da storyboard dell'adattamento possibile. Grazie. Maria Francesca, durante il Covid gli italiani hanno letto tantissimo, hanno anche scritto moltissimo, i produttori anche? Guarda, io ho lavorato tantissimo durante il Covid e avevo anche appena partorito, quindi ti posso dire che non ho mai fatto neanche un giorno di maternità, perché in quel periodo appunto si poteva leggere molto di più e quindi selezionare le storie che poi si sarebbero prodotte. Devo dire che tra l'altro la Lux Vide nel periodo di Covid ha avuto anche una serie di grandissimo successo, che è stata Doc. La prima stagione di Doc è andata in onda proprio l'anno del Covid e quindi per noi è stato un anno in cui comunque il ritmo di lavoro in realtà non si è mai veramente fermato, anzi è un bene che abbiano letto in tanti, ma abbiamo letto tantissimo anche noi, sì. Bene, Emanuela, prima di lanciare, quindi arrivare al punto, i titoli arrivati in cinquina, Paola prima ci diceva di questo interesse per la storia del paese, che idea ti sei fatta dei titoli, sei soddisfatta di quello che abbiamo? Allora, io me ne manca uno, quindi, ma ho tempo prima del 24. Sì, sono d'accordo con quello che hai detto tu. In effetti questo desiderio di rispolverare, di rimpossessarsi del proprio passato e quindi rafforzare la propria identità, anche quella che non abbiamo direttamente vissuto, perché c'è chiaramente rispetto ad alcune tematiche, ambientazioni, alcuni ancora di noi magari non erano ancora nati. Quindi sì, è vero, ho rilevato anch'io questa attenzione, questo interesse anche da parte di scrittori comunque giovani, per cui questo è ancora più importante e più incisivo, e che vincono i migliori anche se tutti sono migliori. Vogliamo vedere i titoli? Sì. Abbiamo preparato un video. Sì. Eh sì, è storia passata ma anche molto recente del nostro paese. Emanuela, vuoi dare te l'appuntamento finale? Noi oggi inauguriamo il nostro viaggio, che farà, la prossima tappa sarà appunto il 16 a Possagno, nella Gipsoteca del Canova, quindi faremo un concerto attorniati dalle statue del Canova e dei gessi del Canova, e poi faremo tappa a Bassano del Grappa, nella Villa Cairizzo di cui vi parlavo prima, che è spettacolare. Io non la conoscevo e devo dire che sono rimasta incantata. E poi ospiteremo anche in teatro al Castello il procuratore Gratteri. Non dico i nomi o i pieghevoli, altrimenti vi trattengo qui fino alle 6. Invece c'è un brindisi che ci aspetta. Poi andremo a Masera nella Villa Palladiana con Ascanio Celestini, e poi andiamo ad Asolo con una serie di appuntamenti che dureranno per tutto il sabato e tutta la domenica, quindi un viaggio nel viaggio. Vi invitiamo il 24 sera al Teatro Duse di Asolo, ci sarà la serata di premiazione del premio Segafredo Zanetti Un libro, un film, alla presenza di tutti i finalisti e di quasi tutti i membri delle 3 giurie.
Ricordiamo ancora che i premi saranno un premio assegnato dalla giuria tecnica Sì. per il miglior adattabile al Esatto. cinema e Serie alla TV. televisione, un premio del pubblico popolare, diciamo, dei Esatto. lettori, e una targa della critica. Sempre per il cinema e per la serie TV. Esatto, allora Quindi io vi aspettiamo tutti. vi ringrazio di essere stati qua con noi, ringrazio gli ospiti che sono Grazie a rimasti voi. con noi a parlare. Rubo ancora un attimo per dire che c'è un piccolo brindisi intanto per chi vuole rimanere, e subito dopo di noi saranno ospiti di questo spazio, sarà ospite di questo spazio la presentazione dello Showrunner Lab. Vi diranno loro di cosa si tratta, comunque un esperimento molto Sì. importante per raccontare, spiegare e formare gli showrunner del nostro paese. E la cosa però che ci interessava dirvi è che i testi su cui lavoreranno sono stati proprio Sì. indicati da I testi noi. su cui hanno lavorato, perché è stato in maggio-giugno, se non ricordo male, il laboratorio, sono 2 testi che sono proprio Provenienti? Brava, dalle selezioni degli anni precedenti del premio Segafredo, e se non ricordo male avete poi scelto Carnaio di Giulio Cavalli e Azzorre della Cecilia Giampaoli. Quindi diciamo che abbiamo iniziato, c'è un punto di contatto tra noi e la realtà di cui vi parleranno diffusamente poi chi ci seguirà. E allora grazie a tutti e buon brindisi, direi. Buon brindisi.